Ciao a tutti, benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi, anzi questo weekend, abbiamo una bella cima in programma. È qui che mi guarda, sono 4 anni che la guardo ed ogni anno non mi sentivo pronta, non che adesso lo sia, facciamo finta. E fatalità, dopo un'estate bellissima, una povera estate, mai piovuto, mai nevicato, ieri ha nevicato e quindi la nostra cima è bella bianca. Non so se sia un fattore positivo, un fattore negativo. Vediamo cosa ci riserva la giornata di domani. Intanto ci dirigiamo verso Rifugio Galassi e quindi dove stiamo andando? Dai che lo sapete, venite con me, dai. Buongiorno a tutti, noi abbiamo dormito al Galassi e È arrivata l'ora. Siamo un po' combattuti, però in rifugio c'era un bel gruppetto di persone che anche loro oggi tentavano la salita, quindi proviamo. Sono le 6:40, siamo partiti con calma, viste comunque le previsioni ottime della giornata e la paura magari di trovare ghiaccio partendo un pochino prima, quindi di poche parole, di tanta speranza e andiamo fin dove riusciamo ad andare, Fin dove ci porta il cuore. fin dove ci porta il re. Sperando fino alla cima.
spiaggetta. Non ho guardato giù. Va bene. Siamo arrivati finalmente alle lastre e sì ragazzi, fanno veramente scaga. Oh, guarda che roba! Non ci credo! Lastre superiori. Qua. siamo tornati indietro, ma col sorriso! No ragazzi, niente, mi sto sopravvalutando e quindi
Devo abbassare un po' la crestina che vedete, cioè la intravedete? Da gaina. Devo fare così. No, veramente. Guarda, io sono felicissima. Ci siamo fermati poco sotto il castelletto. Abbiamo fatto le elaste inferiori. Abbiamo fatto anche le elaste superiori. E però poi, ragazzi, cosa volete che vi dica? Va bene così? Non siamo arrivati in cima. Dopo troviamo la scusa. Aveva nevicato l'altro giorno, quindi ogni tanto un po' di bagnettino verso la cima. Hanno detto che c'era anche un po' di ghiaccetto. Quindi, ciao, io mi sto sognando la birra che ho là sotto. Non importa, le elaste superiori fanno veramente tremare il culo. Si può dire, sì, si può dire, in caso metterei il beep. Siamo comunque in un ambiente meraviglioso e non mi importa di non essere arrivata in cima. Va benissimo lo stesso. Ho il Pelmo qui davanti, altra cima che non rifarò mai più, fatta nel 2019 e basta. Davanti a me Sorapis, cima Belpra, va benissimo così, c'è un panorama che mi sta riempiendo il cuore, quindi anche se non abbiamo raggiunto la cima mi dispiace tanto per Nico perché prima ha fatto lui la lacrimuccia. Ci ritornerai da solo l'anno prossimo vediamo. con qualche tuo amico, Non lo so. io chiudo qua. Magari chi lo sa nei prossimi anni, però sì, bisogna un pochino che mi calmi, che ritorni a capire quello che effettivamente mi fa stare bene senza avere tanti pensieri. E insomma, cioè, le elaste le vedete, un passo e comunque oggi è arrivata in cima tanta gente, tanta altra ha rinunciato proprio per l'instabilità del terreno, quindi insomma non sono l'unica, ma non mi interessa veramente. La cosa più importante è, come dicevo prima Nico, che penso al mio futuro, al nostro futuro, quindi se mi sento così tornare indietro. Torniamo indietro senza dare troppe spiegazioni. Comunque volevo dirvi appunto che per il mio parere personale è una cima molto impegnativa, a parte il dislivello, hai l'esposizione. Le elaste inferiori diciamo non sono tanto male, insomma, con la dovuta attenzione si fanno, ma quelle superiori dopo il crollo del 2014-2015 hanno avuto veramente una grande perdita e sono molto pericolose. Il terreno è, come vedete, franoso. E poi vabbè, insomma, se ne avete venite su tranquillamente, io sono scarsa quindi ma va benissimo così, a ripensare quando ero piccola che ero sul letto di ospedale, ma che me frega di non essere arrivata in cima, veramente l'importante è di essere qua con te, di essere nel nostro mondo e di emozionarmi anche lo stesso. Grazie. Non ce l'ho fatta. Ciao, io torno giù che mi aspetta una bella birra. Brava, andiamo. Bene, ora iniziamo le cenze e chapeau, mio re. Ci rivedremo o forse no. Comunque uno spettacolo. Comunque visto da qua fa paura, Comunque fa tanta paura. Cioè. Disagio parte 20. Cosa ci prepara la chef stasera? La chef, delle patatine, un ragù alla montanara, un po' di bruschette. Mamma, si è cavato tutto l'olio. Benissimo. Qua c'è l'acqua che sta bollendo da tipo un'ora, non si scalda più.
non so come mai. Ho pensato bene di portare via lo scolapasta e non avendo piatti e tecette dell'Ikea. Sì. Allora, questo è il nostro letto dove abbiamo deciso di passare un paio di notte, anzi inizialmente tutta la settimana. Ma non vi dico le peripezie. Nico è andato in ferramenta a comprare questo bel materasso in spugna che gli ha dato 50 euro senza interpellarmi, ma non importa, sono dettagli. Abbiamo i cuscini. Scusa, spendo mini skate e No, devo chiedere a te. poi venite. Poi abbiamo un po' d'acqua, siamo andati a comprare questa tanica per usare tutta la settimana quest'acqua per lavarci, lavare i piatti, cucinare. Ecco, vabbè, in poche parole, cioè, l'abbiamo già utilizzata a metà stasera. Vabbè. Non importa. Poi qua dentro siamo organizzati in questo modo. Lasciamo perdere. E qui Sara Lazzari si è portata via l'intera dispensa per capelli, deodorante, shampoo, qualsiasi cosa, nella speranza di trovare un posto dove potermi lavare decentemente. Bien. Qui abbiamo tutta la roba da mangiare per un'intera settimana, roba da arrampicata perché siamo in Messner una volta. Sì. Questa è la sediolina della Decathlon che abbiamo comprato con tanto amore. Mi sono lavata davanti a tutti praticamente. Qua abbiamo ancora il nostro accappatoio bagnato. E questa è la mia borsa con i cambi per andare a mangiare fuori a cena, perché Nico mi deve portare fuori a cena, quindi devo vestirmi da figa. Sì. E la roba per andare un po' in montagna, se ne ho ancora voglia, perché dopo la batosta di oggi sono già che più a posto. E basta, ovviamente da studiare perché appunto siamo Messner, i 3000 delle Dolomiti che sicuramente faremo tutti i giorni e vie normali delle Dolomiti di Brenta che anche queste faremo in free climbing. Tutte. Ovviamente qua abbiamo Serapis, domani mattina partiamo all'alba e in 2 ore siamo in cima. Sì. Cima Belpracra, da Marcora, sì, sono tutte da fare in giornata, insomma, saltellando con un piedino